52 anni, dai 43 ai 55 e dai 56 ai 65 anni. Avete potuto sentire la nostra sigla del concorso, appunto Omega Everest rappresenta la nona edizione di questo concorso nazionale di bellezza femminile di Miss Virginia Italia. Quest'anno ci saranno ben 3 uscite in concorso ed infine un'uscita extra che non sarà valutata dalla nostra giuria, bensì sarà una sfilata di moda con un nostro sponsor particolare che dopo andremo a conoscere meglio. Adesso però, prima di iniziare la manifestazione del nostro concorso, vorrei chiamare la nostra Valentina Fioravanti, la responsabile delle Miss della Regione Veneto e titolare di Voce Style Agency di Bologna. E vi facciamo un bellissimo applauso. Ciao Valentina. Eccola qui. Allora, questa prima tappa e per le numerose prossime a venire, hai da dirci qualcosa, insomma, qualche novità o qualche progetto? Allora, dobbiamo innanzitutto comunicare ai presenti che abbiamo avuto grande successo con le edizioni precedenti, quindi ringraziando anche comunque le reti Mediaset che hanno contribuito al successore. E oltre a ringraziare anche la giuria qui presente perché comunque la loro presenza è importante ogni qualvolta noi proponiamo delle tappe di selezione che voi potete comunque vedere in ogni nostro sito internet e soprattutto sulle pagine social, quindi io invito tutti i presenti a informare per le iscrizioni le ragazze che potrebbero sfruttare l'occasione del concorso nazionale che comunque potrebbe dare grosse opportunità di lavoro. E quindi grazie ancora per anche quest'anno possiamo ricominciare l'avvento con questa famosa tappa del Parco Città. Va bene? Grazie. Grazie a te Valentina, ci siamo veramente bravi. Volevo anche salutare, ci tenevo a salutare il padrone del concorso Miss Virginia Italia, ovvero Alessio Progetti, che purtroppo però stasera non è qui con noi. Tra poco vi presenteremo anche la giuria. Iniziamo con ovviamente il presidente della giuria, ovvero Giuliano Bissoli di Verona, autore, presentatore e talento causa. Grazie per essere qui. Giuliano, sei il nostro presidente in carica, che si legge in faccia che sei il presidente di giuria e così resterà. Prossima giurata abbiamo la nostra Antonella Costa di Vicenza, mega artist e professionista della lunga e importante carriera, lavora per televisione, teatro e cinema ed insegna trucco collettivo individuale o collettivo. Grazie mille alla nostra Antonella di essere qui. Proseguiamo con Luciano Leis di Ferrara, manager editoriale secondo di Grande Fratello. Si apre così il pubblico può ammirare e facciamo un grande applauso. Ovviamente la nostra Giusy Zeller di Vicenza, attrice comica, cabarettista e conduttrice radio TV. Grazie mille di essere qui Giusy. Abbiamo Carla Ursini di Montecchio Maggiore, autore di immagini, cantante, attrice e musicista, pensate. Eros Sansone di Vicenza, il nostro mega artist, coreografo moda della Eros Rose Fashion. Grazie mille di essere qui con noi. La nostra Lisa Carraro di Tombolo, Paola, ex modella e fedele, si richiede da sera che costruì dall'anno con il marchio Lisa Solo. Grazie di essere qui con noi. Goretta Stefanovic di Montecchio Maggiore, lavora presso Valentina Fashion Week dall'anno che è organizzatrice di eventi. E infine, ma non per importanza, il nostro modello internazionale Traore di Locosaga di Francia, che vive qui a Vicenza, modello francese, e lavora nel settore della moda per vari stilisti. Le nostre inizie sono proprio analizzate scrupolosamente da questa giuria numerosa ed eccezione. Quindi direi che possiamo proseguire con il concorso, vediamo le nostre miss con questa seconda uscita in
E quindi i due concorrenti si posizionano al centro della passerella e diamo inizio. Il numero 1 di riferimento Mahmouda Abdonei. Iniziamo ovviamente con la concorrente numero 3, Sandy Tengo. Numero 4, Maila Iniziero. Iniziamo con la concorrente numero 5, Claudia Cavaliere. E viene da Bologna.
Giulietta, c'era 18 anni e della Maddalena. Convogente numero 8, Alle Prignano. Celebriamo insieme con il numero 7 Ivana Milojevic e il numero 8 Ale Prignano. Che si conclude la seconda uscita in bikini delle nostre miss per dare spazio alle miss over con bikini oppure lingerie. Si posizionano le prime 4 miss over. Siamo con la prima coppia di Miss Over, ma innanzitutto con la concorrente numero 9, Cristina Cerisara. Prossima Miss Over con il numero 10, Chiara Chimello. Direi che celebriamo insieme con il numero 9 Cristina Cerisara e il numero 10 Chiara Chimello. Prossima coppia di Miss Over, si posizionano al centro del palco la numero 11 e 12, ma iniziamo ovviamente con Michela Trevisani.
Il numero 13, Mario Muti, il numero 14, Sonia Giordano. La coppia di Misore. La corrente numero 15, Lore Lorenzo Giovanna. Andrea Gabriele. Andiamo insieme. Ovviamente le prossime due risolve. Il numero 17, iniziamo con Maria Palumbo. Proseguiamo con la risolve numero 18, Anna Zovic. Anna, 34 anni e viene da Vicenza. E ci rivediamo insieme, numero 17, Maria Palumbo, numero 18, Anna Zovic. Iniziamo con Alessandra De Simoni con il numero 19.
tornarmi là dietro, lo dico la verità, perché insomma, qua sul palco dove ci sei tu per carità, però dietro c'è la fila di ragazze fino in fondo alla porta. Se volete torno più tardi, mi fermo un attimo. No, tranquilla, rimani qui parlando a me, che dopo l'inizio comunque le vedrai sono tutte e due, mi raccomando. Per cosa mi hai chiamato, scusa? Non lo so, volevo chiederti come ti sembrava questa manifestazione, un po' se parlavi di quello che fai, se hai visto qualche ragazza interessante. Le ragazze interessanti ce ne sono. Tanto vi ringrazio di avermi invitato anche questa volta. Grazie a te. Mi chiedo sempre perché mi fate fare il presidente della giuria, che è un compito così importante, così difficile. C'è un po' di occhio sulle ragazze, per carità, però insomma, fare il presidente della giuria è una cosa. Perché no, scusa? Non lo so, ci sono dei personaggi giusti, più importanti di me, Antonella, insomma, ci sono dei personaggi molto privati, io sono un po' disgraziato, sono capitato qua per caso, ho preso l'uscita dell'autostrada da Verona e sono capitato qua per caso. No, tra l'altro mi ha fatto piacere perché ho ritrovato Giusy, che ragazzi fate un applauso perché Giusy è veramente. Vieni qua con me, invitate su me sul palco che non sono niente. Dove bisogna giocare, ovviamente, la nostra Giusy Zenere. Che tra l'altro, insomma, tra le Miss Over ci sarebbe bene. Allora, io e lei è un po' di anni che non ci vediamo, ci siamo visti alla Sai Ultima, ci siamo frequentati. Devo anche ammettere che avevo un debole per lei. Frequentare partita vuol dire qualcos'altro. Dai, insomma, cerchiamo di non svelare queste carte, però ho saputo che sei tornata single, magari può essere il momento. Sì, sono tornata single, non vedo che sono di priorità. Single per scelta, mi sembra scelta mattinata e rimango single. E scelta. Ma da oggi, dato che voi uomini guardate queste belle donne, soprattutto le misure, e le misure sono sempre quelle, 90, 60, guardate bene, guarda, 90, 60, 90, ce l'ho anch'io. Come bene? Voglio dare le misure del mio prossimo marito, lo voglio 90, 62. 90 anni, 60 milioni di euro in banca e dove fa zappati. Auguro a queste ragazze e anche alle donne della mia età, perché anch'io ho superato 50 anni, quindi alle donne della mia età di sentirsi sempre belle come oggi, perché lo siete. Grazie. Bravo Giusy, grande applauso perché è un super personaggio, la vedrete in giro non solo a Vicenza ma davvero anch'io a Passo, a Vicenza. Oh, avrei una puntata per una vita. Devo fare qualcos'altro? Posso andare indietro, stare lì 4 ore o devo fare ancora la giuria? Devi fare la giuria per conoscere la Giuliana, non puoi esistere. Vabbè, dopo però non prendo solo il premio finale, però. Vediamo. Mi fanno cenno che è arrivata nella busta delle nostre ragazze. Quindi
tenero assolutamente tutta la giuria, galleria capacità DJ Johnny e tutti quanti i fotografi, ma naturalmente i protagonisti ovvero le nostre miss. Ecco qua che vi viene consegnata la busta. Per giungere Luciano Reis qui sul palco è la quarta classificata Miss Reginetta Over 20 Gloria Rada. E un grande applauso alla nostra Miss Over che certifica la quarta posizione con numero 20 Gloria Rosa. Fate una bella serena alla nostra vincitrice. Andiamo a premiare ora la terza classificata Miss Over. Vorrei chiamare la nostra Gorizia vince con il numero 14 Sonia Duran. Una bella passerella anche per la nostra Miss Over vincitrice. Siamo sul podio. Miss Over, vorrei chiamare la nostra Antonella Costa, make-up artist professionista, le facciamo anche a lei un grande applauso. Vi raggiungo qui sul palco e allora premiamo la seconda classificata Miss Over. Il numero porta il numero 11 Michela Milano. Vedete anche per la nostra giurata. Per la prima classificata di Miss Over, vorrei chiamare il presidente di giuria, Giuliano Bissoli. Un grande onore. La prima classificata di Miss Over. Devo fare come l'altra volta, fare la giustolina. Va bene, dai. Bella occhiata e poi vedi se avete il video. Prima classificata Miss Reginetta Over. 9 Cristina Ferrara.
palazzo della Miss. Perché l'altra volta mi è scappato al palazzo della Miss. Alimento preso. Complimenti alla sua prima classificata. Isabella, qui a fianco